Sarebbe un giorno come tanti, ma mercoledì 28 novembre diventa tappa fondamentale del girone A di Serie D e i motivi sono davvero tanti. Al Bacigalupo arriva la corazzata Lecco, blucelesti imbattuti virtualmente primi, di tormente però, perché il campionato dice che in testa c'è la Saremese, perché il Savona, attardato di 9 punti sulle Lombardi e di 10 sui cugini biancocelesti, ha un'occasione d'oro per rimanere quantomeno in scia delle prime due. In classifica, oltre che big match, un'autentica prova di maturità per i striscioni di Grandoni sono però gli uomini di Gaburro a giustificare il loro gap di punti con un avvio da grande squadra nei primi 20 minuti. Sono infatti tutte blu celesti le occasioni da annotare sui taccuini. Timide proteste al 12° per un presunto atterramento di Lisaia a centro aria. Un minuto più tardi l'occasione più clamorosa di questa fase di gara, condanna che ancora non si capisce come abbia fatto a non centrare lo specchio della porta con un colpo di testa da distanza zero, sfuriata dell'Ecco, che si conclude con la sassata di Segato dalla distanza tutita da Fiori, non senza difficoltà. Il minuto che potrebbe cambiare l'inizio del match è però il 21°, quando il primo calcio d'angolo della partita, il Savona, rischia di trovare il vantaggio in seguito a una mischia furibonda davanti a Safaricas, portiere ellenico della formazione lombarda. Perché è vero che di qui a fine primo tempo non succede più nulla, ma è anche vero che alla prima azione del secondo il Savona trova il gol che sblocca l'incontro. Al quinto minuto della ripresa, infatti, quando Piacentini sfonda a sinistra, entra in area con un controllo di testa e con un rasoterra chirurgico mette il pallone in buca d'angolo. 1-0 a Savona, che sembra in totale controllo della partita. 9 punti di distacco ora proprio non si vedono, ma Lecco ha una grande squadra. Alla mezz'ora, come un fulmine a ciel sereno, arriva il pareggio della formazione lombarda, disarmante la facilità con cui Lisai dalla destra fa spiovere un pallone a centro aria, altrettanto disarmante il modo in cui Capogna si infila tra i due centrali e realizza di testa il sesto centro in campionato. 1-1, tutto da rifare, squadre che sembrano accontentarsi del pareggio. Infatti l'ultimo brivido è una conclusione da fuori che Fiori blocca senza problemi, blindando un 1-1 che sa sia di rammarico che di consapevolezza per gli striscioni. Il Lecco aggancia in vetta la Saremese e rimane imbattuto in campionato.